direttamente dal Lazio abbiamo il fratellino piccolo piccolo di Marco Meloni. A parte per la voce. Sì, insomma, scherzo, ovviamente questo è Matteo, io dal palco lo saluto sempre, fa parte dello staff dell'Autobeat che ci ha seguito insomma questa stagione scorsa così come in tante altre. Anche Matteo è con noi da tanti anni ormai, alcuni dei ragazzi dello staff oggi non ci sono perché insomma è difficile veramente riunire tutti quanti, però è bello che professando sempre io una grande famiglia che lavora insieme a me, quindi non solo Maria Luisa, ma dei musicisti che sono amici prima di ogni cosa, uno staff che sono amici prima di ogni cosa, è giusto che anche tu possa portare un saluto perché con noi hai condiviso tantissime emozioni e anche tu hai respirato insieme a tutti noi questo clima di grande allegria e di grande affetto da parte del pubblico. E quindi so che sei timidissimo, però ci tengo che tu faccia un saluto tuo, personale, ma anche da parte di Lello, di Fabrizio e di Enrico che non ci sono oggi insieme a noi. Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito in questa stagione, per me è stata un'esperienza bellissima, con tanta gente calorosa e per me questi 7 anni sono stati un'esperienza bellissima e spero di farne tanti altri con loro, con la gente, comunque con questo gruppo. Bene, ma ti faccio tornare alla tua torta, che te la stavi gustando. Sono stato interrotto, però ora riprendo. Adesso, no, soprattutto lui, ma lui è l'unico che si può permettere di mangiare 2, 3, 4 fette di torta. Perché pare che sia in ottima linea. Da Matteo, tutto, ci vediamo nel 2019. Essa tua melodia.